Straordinaria 3, rientriamo in onda per approfondire i temi del lavoro. Oggi la puntata è dedicata alle pensioni, a tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda questo 2024. Qui con me Sara Pasqualin e Silvia Bresolin della segreteria dello SPCGIL della Marca Trevigiana. Buongiorno, Pasqualin, buongiorno Bresolin. Buongiorno. Però dobbiamo partire dalla cronaca, non possiamo non partire dalla cronaca e dal fatto che vi abbiamo raccontato fino a 10 minuti fa questo ennesimo incidente sul lavoro che si è registrato nella tarda mattinata a Riese Pio X, dove a perdere la vita è stato un uomo di 60 anni, di fatto schiacciato dal muletto. Pasqualin, qui continuiamo a raccontare una strage senza fine. Purtroppo mi tocca dire di sì, nel senso che abbiamo chiuso un 2023 con tutta una serie con dei dati preoccupanti che ci trasciniamo da tanti anni e nonostante oggi diciamo è il primo caso nella Marca, però siamo ai primi di febbraio, cioè stiamo parlando di inizio anno. Sono sempre racconti che non vorresti fare perché poi si parla di persone, si parla di famiglie, di drammi proprio e si parla di una cosa che continua a essere assurda perché una persona si alza la mattina e va a lavorare e non torna più a casa la sera perché stiamo parlando di questo. Noi continuiamo a dirlo, c'è necessità di prenderla veramente in mano questa situazione perché la prevenzione è l'unica arma che abbiamo per evitare che succedano questi casi. Che succedano questi casi di infortuni perché poi ci sono tanti infortuni che poi ti cambiano la vita anche e casi di morte insomma che sicuramente possono essere evitati con una maggiore attenzione da parte di tutti, dal lavoratore e dalla lavoratrice, dai datori di lavoro stessi, ma soprattutto dalle istituzioni che devono iniziare ad affrontarla seriamente. Non è più il tempo degli slogan, è il tempo di fare attività mirate. E a proposito di prevenzione, oggi sul finale della puntata, ma lo anticipiamo perché appunto è il tema di questi minuti, dovevamo lanciare questa vostra iniziativa proprio dedicata alla sicurezza sul lavoro, OCIO. Sì, è una formazione che faremo la prossima settimana nel territorio di Treviso. Abbiamo preso appunto nel cinema Manzoni per avere spazi grandi, per cercare di far partecipare più persone. In via Cesare Battisti a Paese. In via Cesare Battisti a Paese, perché la nostra idea è quella di far partecipare in primis i delegati della sicurezza, insomma, della CGIL, attenzionati a questa formazione e poi ci sarà comunque anche la partecipazione di alcune classi della scuola edile per cercare di portare l'informazione e la formazione anche appunto ai più giovani che si affacceranno tra qualche anno al mondo del lavoro. E sono invitate anche le istituzioni. Qual è la volontà di questa formazione? È una formazione fatta in modo un po' diverso, non è la lezione frontale nella quale ci sono gli insegnamenti di cosa fare in ambiente per essere protetti negli ambienti di lavoro. C'è la volontà questa compagnia che racconterà proprio cosa succede, nel senso che è uno spettacolo teatrale dove ci sarà appunto chi porterà la propria esperienza, chi racconterà cosa è successo a lui stesso e soprattutto si prova a dare una nuova formula di comunicazione per rendere più comprensibile il messaggio che vogliamo trasmettere, ma soprattutto per attenzionare le persone a rendersi conto che il posto di lavoro non è esclusivamente stamattina vado a lavorare, ma è devo essere molto attento quando vado a lavorare perché posso rimetterci anche la mia vita, insomma l'abbiamo vista, l'abbiamo purtroppo sentita anche oggi questa cosa. La sicurezza non è un lavoro ma uno stile di vita, vi leggo alcuni titoli degli interventi programmati per il 16 di febbraio e ci sarà anche la testimonianza di Flavio Frigè, socio dell'ANMIL, da giovane carpentiere a grande invalido del lavoro, perché questo è il tema, no? Parliamo spesso purtroppo, ahimè, ai noi di incidenti letali, ma poi c'è un esercito di persone che riporta
delle conseguenze appunto a vita. Sì, parlavamo qualche settimana fa proprio di infortuni anche sul lavoro e di malattie professionali. Purtroppo sempre di più si verificano anche queste situazioni qua. Io non vorrei dare tutta la responsabilità al cambiamento produttivo e economico che abbiamo avuto nel territorio, ma forse anche riattenzionare una cultura che è necessaria all'interno delle nostre famiglie, all'interno della nostra comunità e all'interno anche dei posti di lavoro, che riporti veramente ad attenzionare la persona come risorsa sia da un punto di vista produttivo, economico per l'azienda, ma soprattutto risorsa di persona cioè da gestire come persona, Certo. quindi da attenzionarla in tutto il suo della essere. frenesia che ormai contraddistingue Al di là quasi dei tutte le numeri, mansioni lavorative. al di là dell'esigenza di avere numeri, di portare risultati e al di là dell'esigenza che abbiamo noi nella nostra quotidianità di essere ovunque con 3.800 cose da fare, perché poi si rispecchia quello che noi mettiamo nel luogo di lavoro e quello che poi mettiamo anche nella nostra quotidianità. Quindi riportare un po' la persona a uno stile di vita che sia consono a quello che è l'esigenza, insomma, della persona. Riportare quindi la sicurezza al centro. E noi apriamo la pagina delle pensioni, che è sempre molto attesa da parte del nostro pubblico, perché è una pagina che riserva sempre delle sorprese, spesso negative, qualche volta anche positive. Quali sono le novità di questo 2024 a grandi linee? Perché delle novità ci sono, Pasqualina. Sì. Beh, sì, abbiamo avuto un fine anno con tutta una serie di slogan, finalmente hanno fatto questa legge di bilancio. Ci sono varie cose ovviamente in questo documento. Come CGIL noi su alcune cose abbiamo sottolineato insomma, anche l'importanza positiva, su altre cose è a nostro obbligo dire cosa non è stato fatto, cosa non sono le priorità, insomma, che anche per l'ennesima volta a fine anno non sono state affrontate. Oggi parleremo di pensioni, dopo nel dettaglio diremo bene le percentuali di quanto arriva in tasca anche a questi pensionati, che sono quelli che sono arrivati alla loro meta lavorativa, mi viene da dire. Fermo restando che però ci tengo a sottolineare che tutto quello che in slogan viene dato in più, poi bisogna riparametrarlo in quello che è il contesto attuale. Il contesto attuale è un contesto nel quale c'è veramente un problema sociale fortissimo che viviamo tutti quanti noi, ovvero un problema sociale legato al fatto che pur lavorando non abbiamo lo stesso reddito, nel senso che quello che si prende lavorando si rischia che oggi valga poco, perché comunque abbiamo costi della vita che sono esplosi. Per dirla in altre parole, l'inflazione rischia di bruciare, anzi brucia queste rivalutazioni, qualsiasi tipo di rivalutazione. Per forza, perché se io do anche 10 in più, ma nel contempo stesso la vita mi richiede 20 in più, è ovvio che diciamo che la rivalutazione non è altro che un contentino per far vedere che stiamo intervenendo su quello che è una necessità. Ma di fatto, ben venga, non è che voglio certo, togliere la parte positiva, però è ovvio che strutturalmente non interviene su quella che è l'esigenza, quella che abbiamo oggi. Oggi abbiamo comunque un carrello della spesa con materie prime di prime necessità che costano tantissimo, e quello che viene anche dato in più, dopo lo diremo, però poi capiremo bene che non è che viene dato a tutti quanti, viene dato a qualcuno, perché poi la riduzione noi ce l'abbiamo importante, nel senso che quello che viene messo da questo governo sul sociale, ma soprattutto in quantità economica, è molto meno rispetto a quello che veniva dato negli anni passati. E di questo lo vediamo nelle pensioni, lo vediamo nel sociale, lo vediamo nella sanità, come abbiamo detto anche in altre occasioni, cioè lo vediamo su tutta una serie di servizi che sono ormai, tra virgolette, non più a carico del governo, dello Stato, della democrazia, mi viene da dire, ma diventano ormai, se sei in grado, ce la fai, ti sostieni, se no altrimenti rimani dello Stato e lo Stato ti darà una tantum per sopravvivere, insomma. Ecco, noi come critica, poi la chiudo perché così andiamo anche nei dettagli delle questioni, noi come critica diciamo questo:
non si può continuare a intervenire dando dei contentini. Bisogna rivalutare quella che è la situazione economica e sociale del Paese e iniziare a prendere veramente, a fare delle azioni magari mirate, che siano non 10 ma che siano 1 e che vadano a intervenire veramente per risolvere i problemi e non esclusivamente per traghettare il problema a un momento successivo. Quindi questo basta lo vediamo, pannicelli caldi, lo diciamo. vediamo anche nella cronaca con tutte le manifestazioni che ci sono anche in questi giorni, degli agricoli, di tutta una serie di classi che si stanno muovendo perché non hanno risposte a quelle che sono effettivamente le loro necessità. C'è un impoverimento generale. C'è Questo un è il tema. impoverimento generale. Questo impoverimento generale ricade negli ultimi, in primis negli ultimi. Allora Bresolin, quantifichiamo queste novità, cominciamo a parlare di cifre e ci aiuteremo anche con l'utilizzo di alcune slide molto chiare e che manderemo in onda. Quindi le novità principali, partiamo dai numeri, Bresolin. Allora, se partiamo dai numeri, riprendiamo in mano l'adeguamento che c'è stato a gennaio di tutte le nostre pensioni, un adeguamento che si attesta al 5,4% rispetto all'anno scorso in cui, ci ricordiamo tutti, eravamo all'8,1%, quindi già lì la percentuale quest'anno è già diminuita. Il 5,4% però anche quest'anno viene applicato a fasce. E nella slide lì la potete vedere, ovviamente c'è una riduzione, più alta è la pensione e più si abbassa la percentuale di rivalutazione, il che tutto sommato si potrebbe anche dire è anche logico, prendo di più e ho un aumento più basso. Il fatto è che queste fasce non sono progressive, cioè se io fino a 2.200 euro mi porto a casa il 5,4% di aumento, nel momento in cui supero quella fascia mi si abbassa tutta la percentuale di rivalutazione. Noi diciamo dovremmo andare a prendere fino ai 2.200 euro tutti la stessa rivalutazione e poi nella cifra che va oltre quel limite andiamo ad abbassare la percentuale di rivalutazione. Questo era un sistema di rivalutazione che avevamo conquistato ancora nel 2022 con la rivalutazione prevista da Prodi Draghi. Questo purtroppo porta a una penalizzazione non indifferente che poi si va anche a sommare negli anni. Quindi non parliamo più di una rivalutazione progressiva? No, viene fatta a fasce ma non è più progressiva, perché io nel momento in cui ho 2.280 euro, per dire non più 2.271 che è il limite per la prima fascia, vado a ritrovarmi con una percentuale che non è più del 5,4 ma del 4,5. Se addirittura supero i 2.800 euro vado a una percentuale del 2,8. C'è un esempio ben chiaro che dopo lo vediamo nella slide successiva. Vi faccio l'esempio, una pensione lorda 2.800 euro, il che vuol dire un netto di 2.000 euro, non stiamo parlando di pensioni ricche. 2.000 euro al mese netti fanno sì che tra il taglio del 2023 e del 2024 vado a rimetterci 3.500 euro lordi annui, tradotti in netti 2.200 euro. Ecco, 2.200 euro io ho già rimesso sulla mia pensione. 2023-2024. Chiaramente questo si perpetuerà per tutta la vita e andrà a sommarsi, se continuiamo con questo meccanismo, a ulteriori perdite che saranno generate da queste fasce non progressive. Questo chiaramente fa sì che il costo della vita, lo sappiamo tutti, l'adeguamento delle pensioni fatto in questo modo non mi permette di arrivare e di poter avere quello che è giusto che io abbia. Chi ha 2.000 euro di pensione netta ha una pensione di 2.000 euro perché ha versato contributi, perché ha versato 40-42 anni di contributi ovviamente ed ha tutto il diritto di far venire riconosciuto quella percentuale di rivalutazione, almeno con quelle fasce che ci siamo detti, ma in modo progressivo. Diciamo non sono le pensioni dei ricchi? No, direi di no. Direi proprio di no. 2.000 euro netti, 2.800 euro lordi vuol dire che una persona, un operaio, 42-43 anni di contributi, un impiegato che ha avuto una vita lavorativa normale, progressiva, costante, tranquillamente si porta a casa questa cifra.
Ovviamente dipende poi da insomma, che cosa è stato fatto nel corso degli anni. Cioè, qualcuno dirà io non ho quella cifra lì e sono d'accordo, non siamo tutti a quei livelli lì, ma almeno fino alla prima fascia 2270 ritengo che quella percentuale, quello che è stato, quello che è stato ritenuto come adeguamento al costo della vita debba essere riconosciuto. Poi se vado oltre quella cifra va bene, avrò una riduzione. Certo, e questa è anche una questione di potere d'acquisto, di sostegno anche al mercato interno. Avevamo ospite un imprenditore poco fa e ci diceva io vorrei da parte del governo delle misure per salvaguardare il potere d'acquisto. È quello che effettivamente è quello che è il problema oggi, nel senso che non ci sono delle misure per venire incontro a quello che è l'aumento del costo della vita che abbiamo avuto nell'ultimo anno, ma negli ultimi anni in generale. Dopodiché quello che diceva Silvia, se lo si legge da un punto di vista di prospettiva, si sta dando delle risposte a fasce. Vuol dire che sto cercando di non trovare una modalità che dia una copertura a tutti e poi a seconda della tua situazione un'agevolazione a favore o a seconda insomma se uno è più debole o meno debole. Qui si cerca proprio di individuare per classe e dire a te ti do questo, a te do un altro, a te do quest'altro, quando in realtà poi la storia che ha portato i pensionati, le persone, i lavoratori e le lavoratrici in pensione sono le stesse perché i contributi li hanno versati. Dopodiché chi ha versato di più, togliamolo sto meccanismo, io vado diretta nel messaggio, chi ha versato di più è ovvio che ha la pensione più alta perché ha versato più contributi. Chi ha versato meno contributi avrà la versione più bassa. Non sta a me dire giusto o sbagliato ma i conti sono questi, questa è matematica, è prettamente matematica. Però nel momento in cui un governo decide che è una fascia, rivaluto questo, riconoscendogli quello, è un'altra fascia, rivaluto l'altro, sta facendo una selezione. C'è una prima telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, con chi parlo? Con Franco da Conegliano. Prego, Sandro. Volevo chiedere alla signora lì presente, un operaio che ha lavorato 40-42 anni percepisce 2.000 euro, perché io ho fatto 43 anni e 2 mesi, però la mia pensione è di circa 1.500 euro al mese, puliti, netti. Sì, lei ha ragione, ovviamente dipende dalla carriera lavorativa che è stata fatta da parte della persona, del lavoro, dal fatto di aver lavorato continuativamente, di aver potuto avere anche una carriera progressiva, quindi con il tempo aver migliorato la propria condizione di lavoratore. Un operaio che prende 1.500 euro netti al mese come lei, ce ne sono tantissimi sicuramente, c'è anche chi arriva a prendere ovviamente 2.000 euro, dipende sempre dall'attività che si è fatta nel corso dei 42 anni, questo dalle è mansioni, vero, dalle mansioni, dall'inquadramento o dalla carriera, certo che sì. Ma senta Sandro, le posso fare io una domanda? Sandro non c'è, ha messo giù, non c'è più, perché avrei chiesto a Sandro se si è già reso conto di questi incrementi, di queste rivalutazioni, se si vedono, se si toccano con mano, perché questo è il tema. Allora, che si tocchino, secondo me, comunque la percentuale che noi diamo è la percentuale che viene destinata, quindi qualcuno l'avrà vista nella sua pensione. Tutti sicuramente avranno visto la pensione di gennaio. Il concetto è che si vorrebbe che, cioè è l'impostazione che è sbagliata, non so come spiegarlo. Per vedere si vede, ma poi all'atto pratico. Per vedere si vede perché magari uno si trova con i 100 euro in più, è lo specchio delle allodole che mettiamo davanti. Però se questi 100 euro in più non mi comportano né a fare nel carrello della spesa la spesa in più o qualcos'altro, perché comunque non si è intervenuto strutturalmente su quelli che sono i meccanismi in cui oggi ci troviamo, rischia di essere una cosa che, così come è attivata, queste sono le novità sul 2024, abbiamo già visto che rispetto al 2023 si è fatto un passo indietro rispetto a quello che era stato fatto nel 2023. Dopodiché è ovvio che quello che diceva il signore, noi abbiamo il quadro generale di tutte le situazioni, nel senso che c'è
l'operaio che con un determinato stipendio è arrivato a un certo livello di pensione, l'impiegato che è arrivato a un certo altro, poi io non starei neanche più nel dividere operaio e impiegato, perché se guardo i rinnovi dei contratti nazionali a livello territoriale non è che ci abbiamo guadagnato quasi nessuno negli ultimi anni, perché anche lì c'è proprio difficoltà a dare veramente risorse economiche anche nei rinnovi dei contratti. C'è stato un riallineamento verso il basso. Abbiamo avuto un'impennata di costi, un'impennata di costo della vita, dall'altra parte non un altrettanto adeguamento dall'altra parte, che è quello che è il salario, per la quale la maggior parte delle persone si alza la mattina, va a lavorare per poi permettersi insomma di fare tutti i suoi acquisti nella sua quotidianità. Quindi, in 2 anni, leggo queste dal vostro report, in 2 anni questi tagli di fatto hanno portato nelle casse dello Stato 7 miliardi. Esatto. È una cifra mostruosa, Bresolin. È una cifra non indifferente. Il problema è poi capire dove sono state impiegate queste risorse, perché sono risorse che lo Stato ha risparmiato, sì, che sta risparmiando e continuerà a risparmiare. Quindi come il pensionato andrà a rimetterci anche per gli anni futuri, questo risparmio continuerà a entrare anche per i prossimi anni nelle casse dello Stato. Bisognerebbe capire dove si va a investire. Diciamo che se questi 7 miliardi fossero messi tutti nella sanità, a quel punto nessuno viene a criticare quella che è l'operazione che viene messa in atto. Ma perché? Perché se io guardo la fascia dei pensionati, Silvia lo sa perché in tutte le assemblee che facciamo gli iscritti ci vengono a dire: se devono togliere a me, ma per agevolare un sistema sanitario alla quale io vado frequentemente, perché a una certa età magari si sviluppano tutta una serie di esigenze e quindi da una parte ho un ritorno dal punto di vista di coperture e quant'altro, ben vengano, nel senso che siamo a disposizione del sistema sociale. Ma stessa cosa, se quelle risorse che sono state tolte sono state investite nei soggetti più fragili, io penso che nella nostra solidarietà di paese tutti noi saremmo contenti di trovare delle risposte di dove le risorse vanno a finire. Il problema è che ad oggi noi non abbiamo questo ritorno ed è questo la maggior parte della critica che noi facciamo. Pronto, chi parla? Sì. Pronto, signora? Sì, pronto? Pronto, con chi parlo? Buonasera, sono Vanna da Vittorio Veneto. Buongiorno Vanna, ci dica. Buongiorno, io chiedo un'informazione solo. Allora, io sono vedova e mio marito è morto 10 anni fa e perciò prendo per la reversibilità, diciamo, no? Ecco, e volevo chiedere, mi hanno chiesto qualche anno fa il RED, modello RED, che per me era tabù perché non sapevo cosa era questo modello RED. E mi hanno detto: signora, non possiamo fare il 730, era 2 o 3 anni fa, perché lei non ha fatto il modello RED. Ma cos'è questa cosa? Lei deve aver lavorato all'estero, guardi che all'estero, ho detto, non sono mai stata neanche in ferie. Perciò, come mai io devo fare questo RED? A che scopo? Cioè, perché sono tenuta a farlo quando fino a 2 o 3 anni fa non me l'hanno mai chiesto? Capito? Allora da 2 o 3 anni io sono obbligata, per fare il 730, prima devo fare il RED, che l'ho fatto 2 o 3 settimane fa. Ma voglio dire, se il RED lo deve fare chi? Devo ancora capire, perché non mi hanno dato una spiegazione. Lei proprio non si spiega questa richiesta, Bresolin. No, non riesco a capire perché mi hanno raccontato di tutto e di più, tutte giustificazioni che però per me non sono neanche loro aggiornati o... Allora signora Vanna, facciamo così, resti in linea, Sì. Chiediamo a Bresolin. Cosa possiamo rispondere? Allora signora, tutti i titolari di pensioni di reversibilità sono soggetti a una verifica dei redditi, perché se lei avesse altri redditi oltre alla sua pensione superiori a una certa cifra, 23.450, dovrebbe avere una trattenuta sulla sua quota di reversibilità. Quindi l'INPS, per fare questa verifica, chiede che venga compilata questo modello RED. Ora, se una persona fa anche il 730, quindi la dichiarazione dei redditi, questo modello RED potrebbe diventare non più necessario, perché l'INPS ha comunque accesso a tutti i suoi dati attraverso l'Agenzia delle Entrate e riesce a verificare questa cosa. È per quello che ho detto, ma senta, ho detto, sanno anche quante volte vado in bagno l'INPS, cavolo, e mi mandano di fare il RED che, come prima cosa mi hanno detto, lo devono fare quelli che hanno fatto un lavoro all'estero, anche di una settimana, neanche il suo marito, ma no, ho detto, noi abbiamo sempre lavorato qua, in Italia, mai andati all'estero.
E Questo- allora io ho inteso che fosse questa la motivazione, cioè qualcuno che quelli che hanno lavorato all'estero devono per forza presentarlo. Ma io perché sono tenuta... Le se non spiego, ho mai signora. dato- Signora, Ecco. le dico un'ulteriore cosa. È vero che chi ha lavorato all'estero di solito è obbligato a fare anche questo modello Sì. RED oltre il Sì. 730, perché ci sono anche pensioni estero che non vengono dichiarate nella dichiarazione dei redditi. Ho capito, e ma quindi non rientra l'INPS ha il mio caso necessità questo, di verificare. Prego? Non rientro io in questo caso. Ok. Conosco persone che hanno lavorato all'estero e continuano a prendere la pensione senza averla dichiarata. Allora, Cioè, voglio dire, che continuino ecco. a prendere la pensione, magari evidentemente ne hanno anche il diritto, immagino io. Il fatto Sì, che lei no, debba... gente che ha lavorato, Sì. però non viene dichiarata. Non la dichiarano sul 730. Chiarissima, Ha capito? Vanna. Bresolin. Sì, Ecco. sì, è vero, perché ad esempio la pensione della Svizzera è una prestazione che nella dichiarazione dei redditi non va messa, ma non va messa perché è tassata alla fonte e comunque ci sono degli accordi bilaterali tra Va l'Italia bene. e il paese estero. È un po' ma anomalo, guardi, è vero, concordo con lei, il fatto che lei, che non ha pensioni estere, non ha mai lavorato all'estero, né lei né suo marito, debba fare comunque il modello RED, nonostante lei mi conferma presenta il 730 ogni Sono anno. andata a fare il RED perché mi hanno detto, signora, sa addirittura la giustificazione quando non sapevano più cosa dirmi, mi hanno detto sicuramente all'INPS di Roma hanno sbagliato un tasto col computer e adesso non ne sanno più venire fuori. Ma stiamo scherzando, ho detto. La signora Cioè, aveva dato a veramente, chiedere questa è una informazioni. barzelletta, questa è una barzelletta. No, ma io non mi signora, aspetto. però Sì. adesso io immagino che lei non è venuta in CGL perché non le avrebbero mai detto una cosa del genere, che all'INPS sbagliano i tasti. Beh, guardi, Però, io guardi, sì. il problema è che, come le ha detto Silvia, c'è l'obbligo di richiederla nel momento in cui non è stato fatto un 730. Se c'era fatto il 730 probabilmente lo chiedevano. Ma io Dopodiché, sempre se lei fatto, dichiara ho che sempre fatto non ha tutto. fatto niente, vanno... Noi in questo momento, in questi mesi, io vedo anche gli uffici del CAF sono molto invasi da queste situazioni qua, però è un'autodichiarazione, finita la pratica, Sì. poi vanno Guardi, avanti, nel senso mi che... dispiace, guardi, io sono sempre stata leader su tutto perché ho lavorato sempre in ufficio, diciamo, studio notarile e così, però ho detto, cavolo, datemi una giustificazione, ho detto che devo fare questa cosa, però neanche la CGL qua a Vittorio non mi sanno dire, hanno mandato lettere all'INPS a Conegliano e Treviso, ho detto, adesso vediamo. Ma continuano a sostenere che sicuramente c'è stato uno sbaglio alla sede di Roma e io così lo devo fare. Bisogna Se lo capire devo chi fare- è questa pallida manina che ha azionato il bottone a sì, questo ma punto. Io non anche voglio nella far nomi, procedura non sì. voglio dire niente, però Comunque volevo se- solo capire il perché devo farlo tutti gli anni quando non ho No, no, che chiarissima, posso dire? lei è stata chiarissima, Vanna, abbiamo Ecco. capito. Però se la signora lascia giù il numero a sto punto, se Ecco. si è rivolta alla CGL, se la signora lascia giù il numero alla regia, poi loro ci daranno il contatto, nome e cognome e facciamo fare questa Ecco, verifica ai Vanna, nostri colleghi. faccia così allora, non riattacchi, quindi non riattacca e sentirà un collega che le risponde e lascia il numero. Lascia il numero Guardi, e... io non voglio adesso che qualcuno prenda carne, diciamo, tra No, parentesi, no, beh. della CGL di Ma Vittorio, però- penso che Era per all'INPS darle siano una anche risposta. abituati. Ma esatto, volevo capire. Io ho sempre fatto a Vittorio Veneto il 730 e il RED. E così, però era solo per capire se devo continuare a Vanna, farlo. Se ci devo lasci, farlo, a me non pesa signora, tanto. facciamo così, ci lasci il suo numero, io la ringrazio Sì. per la Ok. sollecitazione. Allora io devo continuare a stare in attesa, diciamo. Resti in O posso attesa, mettere resti in giù attesa, dopo? io la saluto, vado in pubblicità e lei resti in linea. Facciamo così allora, rimaniamo con Sara Pasqualin e Silvia Bresolin, perché insomma c'è ancora tanto da dire fra poco. Di nuovo in diretta straordinaria a 3 per parlare di pensioni con Sara Pasqualin e Silvia Bresolin. Bresolin, parliamo di trattamento minimo. Sì, allora, trattamento minimo, continuiamo il discorso della perequazione che abbiamo iniziato prima, perché per le pensioni al trattamento minimo o comunque non superiore al trattamento minimo, ricordo che quest'anno c'è un incremento straordinario del 2,7% in più rispetto a quel 5,4% di cui abbiamo parlato prima.
Quindi ulteriore. Ulteriore, esattamente. Già lo scorso anno era stato previsto questo incremento straordinario, l'anno scorso però avevamo un incremento del 6,4%, il che aveva portato le pensioni ad arrivare a un importo di 576 euro. No, anzi scusate, 576 euro perché l'anno scorso l'incremento del 6,4 era dato a chi aveva più di 75 anni, quindi la persona con una pensione minima di età superiore ai 75 anni aveva questo 6,4 ed arrivava a portare a casa un importo di 604 euro. Lo possiamo vedere anche dalla Nella slide c'è scritta e forse nella tabella si capisce meglio. Quindi quei 604,29 euro dati l'anno scorso a chi aveva più di 75 anni e una pensione non superiore al trattamento minimo, quest'anno riparte dall'importo base rivalutato del 5,4%, il 6 dell'anno scorso, il 6,4 dell'anno scorso non c'è più, si aggiunge solo il 2,7%. La somma di queste due percentuali fa sì che questa persona quest'anno si ritroverà con un importo di poco superiore rispetto all'anno scorso, quindi arriviamo a 614 euro, quindi 10 euro in più. Mi viene da dire che la persona, il 75enne di cui abbiamo appena parlato, quest'anno si ritroverà con un incremento veramente esiguo rispetto allo scorso anno, nonostante sappiamo bene che i costi appunto sono lievitati anche e soprattutto per le persone anziane e che hanno pensioni basse. Purtroppo questo diventa un problema per le persone che si ritrovano ad avere un paniere, una spesa che è sempre più cara e che proprio perché hanno pensioni così basse fanno fatica ad arrivare a fine mese. E qui torniamo al discorso iniziale di sostanzialmente. Diciamo che c'è sempre il pericolo di un effetto ottico, no? Sì, ecco. Abbiamo un grande annuncio, sembra che arrivi chissà cosa per poi infatti concretamente ritrovarsi appunto nelle tasche delle persone ad avere cifre così esigue da purtroppo non riuscire ad arrivare a fine mese, e questo lo vediamo con le necessità che ci vengono poste tutti i giorni. E tra l'altro fra pochissimo apriamo il capitolo delle nuove aliquote IRPEF e di opzione donna. So che su opzione donna avete un po' il dente avvelenato. È pronto chi parla? Sì, buongiorno. Sono Buongiorno. Nadia di Cittadella. Buongiorno. Buongiorno Nadia. Senta, io a maggio la CGIL di Campo San Piero mi fa la domanda per la pensione perché vado con quella di vecchiaia, 67 anni, ho meno di 30 anni di contributi. Volevo sapere una cosa, perché mi sto facendo un po' di confusione purtroppo. Io ho qui anni che ho in più di contributi, perché ovviamente basta avere 20 anni per avere quelle di vecchiaia, no? Quegli anni in più li perdo oppure vengono sommati? No signora, guardi, assolutamente deve stare tranquilla, la sua pensione viene calcolata con tutti gli anni che ha versati. È vero che bastano almeno 20 anni di contributi, lei ne avrà 30, quindi la sua pensione a calcolo sarà sicuramente superiore rispetto a una persona nelle sue pari condizioni che si è fermata a 20 anni di contributi, quindi le porta a casa tutti. Ecco, quindi io prenderò più di 600 euro allora? Questo non posso dirglielo perché una pensione di 20 anni di contributi difficilmente arriva a 600 euro di importo, ok? Dipende sempre chiaramente dalle... ma se sono anche i contributi quelli in più, ovviamente viene di più. Io posso immaginare di sì, però non glielo posso dare come certezza perché dipende sempre dal valore dei contributi che lei ha versato, dalle retribuzioni che lei aveva, ok? E da quello che è stato versato appunto nel corso della sua carriera lavorativa. Forse perché la ditta per cui lavoro ovviamente mi ha sempre messo part-time, quindi i contributi sono pochi. Ok. Non mi ha messo full time e quindi... Quindi il valore dei suoi contributi... O lavori così oppure stai a casa, insomma, certo. e quindi... non sto dando più nulla, ovviamente accetti certe condizioni. Signora, quei 600 euro lei li ha citati perché? Perché nel patronato dove è andata a fare la domanda le hanno detto che questo dovrebbe essere il valore della sua pensione? Sì.
Sì, allora può essere così perché sono stati calcolati appunto sulla base di quello che lei ha versato. Lavorando part-time ovviamente i versamenti sono più bassi perché si riadeguano a quello che era il suo stipendio. 30 anni di contributi li avrà anche, può essere che quella cifra là, se è quello che le hanno detto, sia quella corretta. Lei mi dirà, ma una persona che ha lavorato solo 20 anni, magari si porta a casa la stessa cifra, perché? Perché ha diritto a un trattamento minimo, perché magari non ha altri redditi, per cui riesce ad avere un'integrazione rispetto al valore a calcolo della sua pensione ed arriva più o meno alla stessa cifra. Questo è vero. Questo è vero. Perché Quindi, io volevo prendermi appuntamento anche all'INPS, cosa mi consiglia? beh, chi le fa il calcolo della pensione, signora, il patronato dove è andata, le daranno un presunto, poi chi le calcola la sua pensione è l'INPS comunque, quindi quello che le arriverà dovrebbe essere molto simile, molto vicino alla cifra che le è stato anticipato, ma il calcolo viene fatto dall'istituto, quindi io oggi direi che non ha necessità di andare all'INPS. Se ha qualche dubbio ritorni al patronato, magari si faccia spiegare meglio, ma io credo che potrebbe anche essere così come le è stato detto, quello che appunto mi sta riportando Va bene. adesso. E Ok. dopo lavorando anche per le imprese di pulizie, è praticamente lavoro usurante? Questo è tutto da verificare perché servono più dati per capire se un lavoro è usurante o meno, ma non cambia di fatto per l'accesso alla sua pensione, perché lei ha già raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia, quindi 67 anni, indipendentemente dal fatto che abbia fatto lavoro usurante oppure no. Quindi questo non influisce nel conteggio. Non viene dato un po' di più per questo motivo. No, semmai si potrebbe andare in pensione un po' prima o servono un po' meno contributi, ma nel suo caso assolutamente non influisce. No. Va bene. Signora sto Nadia. facendo anche una rendita INAL, però passando all'INAL di Padova, ovviamente mi hanno detto che l'ultima visita definitiva devo farla prima di andare in pensione, però stanno un po' tardando con le visite. È vero quello che mi hanno detto? Mi ha parlato di una rendita INAIL, vuol dire che ha avuto un infortunio sul lavoro oppure Sì, una malattia professionale? Guardi, parecchio, anche la schiena distrutta e con la spalla con una bella frattura e quindi ovviamente abbiamo fatto questi... Allora, le revisioni sono in base al fatto successo che sia una malattia professionale oppure un infortunio. Ci sono due scadenze diverse e non influisce il fatto che lei vada in pensione, ma da quanto tempo lei ha questa rendita, perché vanno fatte a scadenze proprio precise, al 4º anno, 7º anno, 15º anno oppure di 10º anno, in base al fatto che sia una malattia o un infortunio. Quindi va bene. lei vada al patronato e secondo me si affidi a loro e vedrà che senz'altro le daranno la risposta più giusta. Signora Nadia, grazie davvero. Va bene, allora. Grazie. Arrivederci. A presto, arrivederci. Allora, eravamo rimasti al trattamento minimo, avevamo svolto quel capitolo e si apre l'altro capitolo, quello delle nuove aliquote IRPEF Bresolin. Esatto, nuove aliquote IRPEF previste solo per quest'anno 2024, quindi passiamo da 4 scaglioni a 3 scaglioni. Sostanzialmente, se vogliamo vedere anche nella slide, magari così è più chiaro anche da seguire, nel 2023 lo primo scaglione era il 23%, quindi fino ai 15.000 euro, c'era un ulteriore scaglione del 25% dai 15 ai 28.000, questo è sparito, quindi il 23% viene applicato fino ai 28.000 euro. Questo potrebbe sembrare un annuncio importante che possa dare anche veramente delle risposte importanti, ma di fatto lì poi nella tabellina trovate 3 esempi su pensioni da 1.100, 1.500, 2.000 euro, ma di fatto semplicemente se io vado a guardare che cosa vuol dire la sparizione di questa aliquota, sono semplicemente la differenza tra 15 e 28.000, sono 13.000 euro. Su questi 13.000 euro vado a togliere un 2%, quindi sono 260 euro annui, il che vuol dire tradotto mensile a 20 euro di differenza. Questo è il beneficio massimo che potrà essere usufruito da questo provvedimento. Quindi anche qui parliamo veramente di qualche decina di euro e ovviamente non per tutti, però per quella fascia 15-28.000.
qualcosina in più, certo che sì, non si butta via nulla, ma sembra un annuncio, abbiamo eliminato uno scaglione importante, ma di fatto poi si traduce veramente in qualche decina di euro mensile, quindi mi viene da dire poca cosa anche qui. Sì, le cifre parlano da sole, c'è poco da Questa da è dire, matematica insomma. e da qui ovviamente non si scappa. Non si scappa, Non si scappa. questo fondamentalmente. Questo è un bel, invece un bel colpo d'occhio, molto chiaro, molto utile, Bresolin. Sì, qui abbiamo il riepilogo di come possiamo andare in pensione nel 2024. Le modalità... Quindi possiamo ancora andare in pensione? Ancora. Questa è la prima buona notizia. Qualcuno può ancora andare in pensione, non tutti. Se hanno i requisiti. Esatto. Allora, sostanzialmente ci sono state delle novità anche quest'anno. Allora, l'accesso classico alla pensione, quello di cui ci parlava anche prima la signora, la pensione di vecchiaia a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi è un provvedimento che rimane e quindi continua ad esistere. C'è poi la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con il sistema contributivo. Contributivo che cosa vuol dire? Sono praticamente quei soggetti nuovi assicurati, quindi che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, che possono andare in pensione a 67 anni di età, almeno 20 anni di contributi, ma c'è una soglia da raggiungere. Ecco, questa soglia lo scorso anno era 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, che tradotto in euro vuol dire 750 euro circa. Questo si è abbassato. Ok. Vuol dire che quest'anno invece posso andare in pensione con quelle due condizioni di cui abbiamo visto prima, se raggiungo almeno una volta l'importo dell'assegno sociale, 534 euro. Ok. In questa categoria, mi viene da dire, potrebbero rientrare spesso e volentieri i soggetti anche stranieri, magari che sono arrivati in Italia dopo il 96, che hanno cominciato a lavorare dopo questa data e raggiunta quell'età, i 67 anni, l'anno scorso la nostra risposta, avendo loro più di 20 anni di contributi, perché oramai dopo il 96 i 20 anni sono già passati abbondantemente, abbiamo dovuto dir loro che non avevano raggiunto il diritto a pensione. Ovviamente ho fatto l'esempio degli stranieri, ma non solo stranieri, anche una colf, una badante, eccetera, che ha cominciato dopo il 96, indipendentemente dal fatto che sia straniera o meno. Certo. Quest'anno raggiunge questo livello più facilmente perché è stato abbassato. Ecco, questa diciamo è una buona notizia. Okay? È una boccata d'ossigeno per queste categorie. Sì, esatto. L'alternativa sempre per il sistema contributivo è quello di andare in pensione a 71 anni di età con almeno 5 anni di contributi e qui non ho più l'importo soglia. Ok. Andiamo poi alla pensione anticipata classica, 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per le donne. Qui non ci sono state novità, 3 mesi di finestra. I precoci, sappiamo come lo scorso anno, 41 anni di contributi. Lì però abbiamo una finestra, no, non abbiamo finestra neanche qui, ma abbiamo necessità di verificare i requisiti di questi soggetti. Quindi oltre a essere precoci devono rientrare in determinate categorie. Non sto qui a fare tutto l'elenco perché altrimenti poi ci dilunghiamo. Qui c'è sempre la parte contributiva, quindi sempre per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, almeno 20 anni di contributi, potrebbero accedere alla pensione a 64 anni di età. Anche qui, attenzione, abbiamo un requisito minimo di importo da raggiungere. Ecco, questo invece è peggiorato, quindi si è innalzato. Se abbiamo innalzato da 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale a 3 volte l'importo dell'assegno sociale. Dobbiamo arrivare a circa 1.600 euro di importo minimo per poter appunto avere diritto a questa opzione. Prima di chiederle appunto di opzione donna, lasciamo spazio alla telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto, sentivo qualcuno in linea, forse non c'è. Allora, opzione donna, Bresolin. Sì, opzione donna. Rinnovata, quindi io posso andare in pensione in quanto donna con almeno 35 anni di lavoro. Abbiamo però innalzato l'età che devo avere, quindi l'anno scorso erano 60 anni, oggi sono 61 anni. Posso abbassare l'età, quella che abbiamo appena detto, compatibilmente con il fatto che io abbia avuto un figlio oppure 2. Il
fatto è che questi requisiti devono essere maturati entro il 2023. Lo scorso anno dovevano essere maturati entro il 2022. Ora un anno è passato, se mi innalzi il requisito dell'età di un anno, se non sono andata l'anno scorso, automaticamente non vado neanche quest'anno. Quindi direi che questo è un po' fumo negli occhi. Ho rinnovato opzione donna, ma ho innalzato il requisito e quindi se non ci andavo l'anno scorso non ci vado neanche quest'anno. Ecco, questa purtroppo... Quindi non ha forse neanche più senso di parlare... No, non ha senso. Hanno chiuso ancora di più il cancello, nel senso che quelli che non potevano non continueranno a non potere e si Però va di fatto è rinnovato l'opzione donna. Però è rimasta l'opzione. L'annuncio è questo, no? Di fatto posso andare in opzione donna, ma ripeto, chi non c'è andato l'anno scorso perché non aveva raggiunto l'età, men che meno potrà andare quest'anno perché l'età avanza, non rimane ferma ovviamente. Quindi diciamo questa misura sta andando verso un esaurimento, Così quasi sembra. una obsolescenza programmata. Sì, è una modalità per dirti non la tolgo, la rinnovo, però di fatto so che non mi genererà un aumento di richieste, mi viene da dire, insomma. Nel senso che probabilmente negli anni... Si va verso uno spegnimento sostanzialmente, questo è... Se non cambia la volontà di trovare delle soluzioni adeguate. Stessa cosa, sono rimasti comunque i cancelli che erano previsti, quindi cioè, non c'è stato il superamento della legge Fornero, diciamocelo. Certo. Allora, io in ultimissima battuta vi ricordo questo corso, che non è un corso, è un percorso, un'iniziativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, OCIO, esperienza formativa su salute e sicurezza nel lavoro. Questa è la locandina che avete visto prima, spiegata da Sara Pasqualin, quindi il 16 di febbraio al Cinema Manzoni in via Cesare Battisti a Paese alle 9:30 del mattino, tema della sicurezza sul lavoro che oggi ritorna prepotentemente d'attualità dopo la morte di questo sessantenne ariese Pio X travolto da un muletto. Vi abbiamo raccontato questo fatto nel corso della prima edizione. Io ringrazio davvero Silvia Bresolin e Sara Pasqualin della segreteria provinciale dello SPI CGIL. Come sempre ringrazio voi per l'attenzione, ringrazio il pubblico a casa, anche chi ha chiamato e ha posto delle questioni molto concrete. Grazie Pasqualin, grazie Bresolin, grazie a Tony Esposito e Alessandro Granziera dalla regia. Noi rientriamo in diretta alle 18:30. C'è il film subito dopo di noi, L'opera della mia vita, un film del 2013, una commedia da non perdere. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento.